Amore, ho una brutta notizia. Dimmi. C'è una sbarra. Cristo, siamo fottuti. Ladies and gentlemen! 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 Turn it up! Okay. Vediamo pescatori esperti che si cimentano nella pesca. Ora vediamo questa trota, ma lei sembra avere altri progetti per la sera e non abbocca. Guardate che grazioso esemplare di Germano Reale. Ma, oddio, ci guarda! Chi è? È il boss del lago che da 100 anni abita questo luogo. E dopo averci imbruttiti con noncuranza, si gira e se ne va. Dicono che abbia in mano il mercato dello spaccio di Erbagatta di Vittorio Veneto. Infatti ha notato una zuffa fra i suoi corrieri che hanno perso i soldi dell'ultima busta consegnata questa mattina. Guardate come li cercano disperatamente. Per fortuna il lago non è solo bullismo dei Germani Reali e controllo del mercato di droga. Amore, ho capito perché si chiama pesca sportiva. Perché? Abbiamo appena visto che hanno tirato via l'amo a una trota, l'hanno messa dentro in una rete di quelle per tenerli sottoacqua. Praticamente stasera se la giocano a calcio e quindi se la trota vince vengono qua a rimollarla. E se la trota... A Nino è quasi venuta voglia di farsi un bagno nel lago, quando ad un tratto un provido cartello lo redarguisce sul fatto che non si può. Per fortuna che ci sono. Per fortuna che mettono i cartelli. Grazie Enel. Pesca sportiva ma divieto di caccia, perché la caccia sportiva ancora non l'hanno inventata. Ma tornando a noi, non sempre tutto può andare nel verso giusto. Amore, ho una brutta notizia. Dimmi. C'è una sbarra. Cazzo, Non si può andare, come faremo? Cristo, siamo fottuti. Ma constatiamo che... Forse non si può andare con la macchina. E quindi? No, è proprietà privata dell'Enel, Beh, io all'Enel ho dato tanti soldi che pensa di poter entrare Ma tranquillamente. scusa, se è dell'Enel proprietà privata, perché mi hai messo i tavoli da picnic? Posto? Ma che bella scoperta questo lago del Restello, proprio una bella passeggiata. Basta adesso perché siamo qua da che ora? Dalle 8:30 di stamattina, sono le 2:30 di pomeriggio, adesso andiamo a mangiarci qualcosa. Amici e amiche del nostro disagio, alla prossima avventura, ciao! Nino e Disamaggio, a voi studio. Amore, volevo fare una considerazione che mi è venuta qui al lago di Restello, bellissimo, bello il lago di Restello, molto bello. Ma di rondello. Sai una cosa che io cambierei? Perché tutta quell'acqua crea secondo me umidità e secondo me d'estate è un casino con le zanzare. Ecco, mi è piaciuto tutto, però lo farei senza acqua. Senza acqua. Senza acqua.